Situazione tranquilla oggi al porto di Venezia, gli autoarticolati per il trasporto merci stanno entrando tranquillamente e così le navi. I 180 lavoratori in servizio allo scalo marittimo sono entrati tutti in servizio eccetto una persona. Né scioperi né blocchi ai varchi d'ingresso. I portuali di Venezia hanno deciso di non seguire la pista dei colleghi triestini e di recarsi al lavoro normalmente come tutti gli altri giorni. 120 dipendenti, 30 portuali di Chioggia e 30 esterni, tranne qualche eccezione. Venezia tutto tranquillo, ci siamo sentiti sia questa mattina presto con tutti i vari riferimenti locali, sia i terminalisti confermano che poi anche tutti gli operativi nostri delle agenzie che non ci sono stati particolari problemi. Ovviamente all'interno delle aziende ci sono state, come all'interno dei terminal, personale molto, con una percentuale molto bassa che non si è presentato in virtù del fatto che non aveva la vaccinazione e il Green Pass. Liberamente se ne sono rimasti a casa e non hanno fatto nessun tipo di manifestazione o altro gesto. Non ci aspettavamo che andasse così liscia, però è sempre una bella sorpresa. Ecco. Erano circa una decina invece i Cobas alla Fincantieri di Marghera. All'appello di inizio turno delle 6 e delle 8 sono stati pochissimi i lavoratori che non si sono presentati perché privi di Green Pass. Qualche problema c'è stato tra i lavoratori stranieri, soprattutto i bengalesi, senza Green Pass o con documentazione di vaccinazione non riconosciuta in Italia. Si temevano disagi per il trasporto pubblico, testimoniati anche da un traffico veicolare più intenso del solito lungo le arterie principali del veneziano. Ma vaporetti in centro storico, autobus e tram in terraferma non hanno dato particolari segni di cedimento, circolando regolarmente. Secondo quanto riportano i vari sindacati di categoria, questo trend dovrebbe essere confermato anche nei prossimi giorni.